È stato recuperato nella tarda serata di giovedì dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo dell'automobilista che era finito nel pomeriggio nelle acque del Brenta in località Cabianca a Chioggia. Si tratta di un 49enne residente ad Este nel Padovano. Alcuni testimoni avevano allertato i soccorsi dopo aver visto l'auto che stava percorrendo la strada arginale finire nel fiume per poi inabissarsi e scomparire. I Vigili del Fuoco, accorsi da Chioggia, da Venezia con i sommozzatori e da Padova con una speciale imbarcazione dotata di ecoscandaglio, hanno iniziato subito le ricerche che solo in tarda serata hanno portato all'individuazione della vettura. I sommozzatori hanno estratto e recuperato il cadavere dell'uomo che si trovava all'interno dell'abitacolo. Successivamente è stato identificato, si tratta di Pietro Cappozzo di Este. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per capire le cause della morte. Forse l'uomo si è sentito male mentre era alla guida e ha perso il controllo del mezzo precipitando nel fiume. L'auto è stata assicurata con delle funi e sarà recuperata questa mattina dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza.